Che Niedermayer è rientrata in maniera molto caparbia su Reusser e su Longo Borghini, ormai prossimi ai 200 metri. Sara Gigante, l'australiana della AG Insurance, in prossimità ormai dell'ultimissima curva del percorso. Possiamo cominciare con gli applausi, una vittoria che a questo punto sta per concretizzarsi per l'ex campionessa nazionale di Australia, che incontra il cartello dei 150 metri. Signore e signori, è fatta la vittoria, oggi sarà australiana sulla linea d'arrivo nella terra del Prosecco, nella Castello Tesino, Pianezze a Valdobbiadene. Puoi cominciare il sorriso, prima c'è da fare ancora questa ultima curva, questa ultima virata per poi planare letteralmente sul traguardo di Pianezze. Valdobbiadene tutta sola, in totale solitudine. L'applauso per Sara Gigante! Sara Gigante is the winner of the stage 4 of the Giro d'Italia Women. Attenzione, attendiamo la volata per la seconda posizione. È partita Elisa Longo Borghini, il tricolore in seconda posizione. Attenzione a Longo Borghini, a lungo deciso da parte della campionessa d'Italia. Longo Borghini contro Marlene Reusser. Longo Borghini seconda, Reusser è terza. Applausi per la quarta classificata, Antonia Niedermayer. Fourth place for the best young rider, Antonia Niedermayer, heading for Kenya Zonda Grito. Video di no qua. Sara Gigante che ha percorso 142 km in 2 ore 56 alla media di 36 soltanto medie che vogliono tagliare il traguardo con il commissario che lo ha appena fatto per la Roland Levi con lui. E quindi Sara Gigante in prima posizione, al secondo posto Elisa Longo Borghini, in terza posizione Marlene Reusser, entrambe a 25 secondi. Ha tagliato il traguardo Monica Colonel con 3 minuti e 13 di ritardo, così come Giulietta Larucchi alla fine ha pagato 3 minuti e 24 almeno su per la vincitrice che è Sara Gigante.